tutti, benvenuti, sono vice direttore del Conservatorio, vi porto i saluti del direttore che purtroppo non è qui presente perché sta ritornando in sede dopo un impegno istituzionale. Sono felice di dare il benvenuto alle mie colleghe Patrizia Patelmo e Maria Teresa Della Morra. Quest'oggi ci delizieranno parlando di Francesco Paolo Frontini, che è stato compositore e direttore d'orchestra siciliano, ma non voglio rubarvi tempo e passo direttamente la parola a voi e vi auguro buon pomeriggio e buon intrattenimento oggi. Grazie. Grazie. Allora usufruisco di questo microfono, Certo. perché è tutto mio. Bene, grazie di essere qui con noi perché è un momento molto interessante, importante, inedito, che ci permette di conoscere una produzione della professoressa Patelmo relativa ad una delle tante scoperte che lei ha fatto nell'arco della sua carriera e che ancora ovviamente tiene in serbo. Ecco, sorprese senz'altro non mancheranno ancora. Relativa proprio ad un personaggio che è scaturito dalla sua terra d'origine e che poi ha avuto, d'accordo, nella vita una serie di spostamenti che lo hanno portato al di fuori della Sicilia, ma che con la terra d'origine ha poi mantenuto un rapporto un po' privilegiato perché una parte del suo repertorio è anche scaturita proprio da uno studio di canti siciliani e quindi di rielaborazioni, ecco, che ha fatto di melodie popolari. È una produzione, dicevo, inedita perché la professoressa Patelmo ha scovato delle liriche che non erano in raccolte omogenee, quindi è stato proprio un lavoro di scavo e di studio all'interno di vari archivi, di varie biblioteche e ha compilato questa lista di brani che compongono questo CD che vedete, la cui copertina vedete qui qui dietro alle nostre spalle. E quindi la prima domanda che le possiamo fare, perché il mio ruolo qui è quello un po' di investigare nel percorso che ha compiuto e anche di farci capire quanto può essere importante per gli studiosi e per gli interpreti anche avvicinare un repertorio che non è noto. La prima domanda appunto che mi viene da fare è il tipo di lavoro che ha dovuto comporre per arrivare a ritrovare tutto questo repertorio e l'idea di fondo che sta alla base di questo CD, perché è veramente molto succulenta la serie dei titoli che si succedono. Quindi... Ma diciamo così, io ho impiegato buona parte della mia carriera nell'opera, per cui perché credevo di potermi esprimere al meglio nei vari personaggi sul palcoscenico con l'ausilio anche della recitazione. In realtà con la maturità si raggiunge un certo equilibrio e io penso sempre che la musica da camera ha bisogno di questo equilibrio e anche ha bisogno della consapevolezza del poter piegare la voce a delle varie sfumature così diverse fra loro che quasi a comporre un quadro di macchiaioli. Io dico sempre che la musica da camera è come tanti colori insieme che poi formano un quadro. Allora questo amore mi è venuto un po' tardi rispetto a questa musica che all'inizio non prendevo molto in considerazione l'amore in particolare per la musica da camera italiana mi è arrivato un po' negli ultimi anni, perché siamo sempre rivolti a pensare al leader, alla zarzuela anche spagnola o anche alle canzoni spagnole o anche in inglese a volte ci sono dei cicli molto interessanti che si eseguono, però la musica da camera italiana rimane un po' nell'angolo perché si esegue soltanto Tosti. Allora mi sono chiesta perché si esegue solo Tosti? Il fenomeno del salotto è un fenomeno che ha investito tutta l'Europa, non soltanto la Germania, l'Austria e via dicendo, perché
che qui abbiamo un solo autore rappresentativo? Che cosa è successo? E mi sono messa un po' all'opera cercando prima di capire che cosa fosse questo salotto e man mano capire anche se gli autori dell'opera avessero scritto anche delle cose da camera, perché d'altra parte il periodo era quello, la giovane scuola, il periodo del verismo, anche Leoncavallo, ho fatto un disco appunto proprio su Leoncavallo, su tutte le arie da camera di Leoncavallo, anche lui ha scritto più di 60 composizioni da camera, che però non si cantano, non si conoscono, l'unica che si conosce è Mattinata. Perché sono così dimenticati? È vero che forse è una produzione minore rispetto alla produzione operistica, però ha altrettanto valore. Frontini, come lo incontro? Lo incontro casualmente, perché quando insegnavo con la professoressa Dalla Borra a Piacenza ho inciso un disco sul salotto siciliano tra 800 e 900 e ho fatto una ricerca chiaramente nella biblioteca e cercando gli autori che avessero scritto delle cose interessanti mi è capitato Fra le mani Frontini. Infatti in quel disco ci sono 2 liriche che in quest'altro non ci sono, la canzone della spola e Morta. Dopodiché mi sono incuriosita, soprattutto Morta mi aveva colpito, una lirica molto densa, molto drammatica e ho detto ma quest'autore avrà fatto altre cose e sono andata alla ricerca, un po' qui, un po' su internet, un po' perché c'è un fondo di Frontini che è conservato alla famiglia e mi sono fatta mandare un po' di cose, devo dire che quelle che ho inciso sono una minima parte perché lui ha scritto più di 150 liriche da camera, quindi ho cercato quelle che fossero più giuste per la mia vocalità perché le altre sono abbastanza acute e quindi era difficile poterle eseguire. Insomma, una volta trovato tutto questo materiale dovevo trovare un pianista e anche lì la cosa è stata veramente casuale. Un ragazzo che aveva fatto, un giovane maestro che aveva fatto con me una produzione di Cavalleria Rusticana in Sicilia, l'ho ritrovato in casa mia perché ecco, questa passione per i salotti si espande anche proprio a livello esperienziale, perché io nella mia casa faccio un vero e proprio salotto dove ci sono i concerti e dove alla fine si condivide il dolce, il tè e si sta insieme a chiacchierare. Allora ecco, questo giovane è venuto a suonare intorno al Natale e io gli ho detto ma sai, tu sei siciliano, dai, facciamolo insieme questo disco. Si chiama Giacomo Spampinato, che adesso non è qui perché sta lavorando al Teatro Bellini di Catania, domani c'è la prima dell'Adriana Lecouvreur. Quindi la vita, per chi crede nella casualità o per chi non ci crede, è fatta di tanti piccoli incastri che poi fanno venire fuori delle cose meravigliose. Ecco. Certo. Bene, quindi abbiamo già scoperto una serie di cose, no? L'ambito cronologico del buon Frontini, la quantità e l'interesse che ha avuto per la musica vocale da camera, ma anche poi l'interesse per un repertorio molto vasto, perché giustamente ricordavi che era oltre che prolifico, anche molto apprezzato compositore del tempo. Proprio da questo album della famiglia Frontini che è conservato e tra l'altro è un fatto abbastanza singolare, no? Che gli eredi insomma di un musicista possano conservare in maniera così meticolosa tutto il materiale del loro antenato musicista. Da questo archivio della famiglia emerge veramente un dossier di critiche e di recensioni molto interessanti legate proprio alla ricezione dell'opera di Frontini. Giusto per avere qualche dato cronologico, giusto per localizzarci, ecco, siamo tra la seconda metà dell'Ottocento e poi il primo trentennio, quarantennio del Novecento, e giustamente è l'epoca in cui ci sono tutti questi
grandi operisti che magari solo tangenzialmente si occupano di musica vocale, e però giustamente il repertorio è molto interessante perché tu hai potuto trovare una serie di emozioni, di sentimenti, di situazioni descritte in queste miniature cameristiche, che avevano tra l'altro una collocazione privilegiata, perché tu fai il tuo salotto, lo apri ai tuoi amici eccetera, e quindi riproduci l'idea di un salotto ottocentesco, e in questo salotto ottocentesco, come nel tuo immagino, c'era una grande attenzione, no? Al momento dell'esecuzione, quindi la gente andava veramente per fare musica magari in prima persona, e quindi ci si metteva insieme tra dilettanti e professionisti, ma anche per fruire, no, della musica. Quindi praticamente la romanza da camera fungeva un po' da narrazione di storie, di tante storie con sentimenti molto diversi. Ecco, nella compilare questa, permettimi il termine, sì, compilare questa tua lista, questa tua raccolta di esecuzioni, hai pensato di proporre diverse situazioni, sì, certo, drammatiche. Situazioni completamente differenti che ci portano da composizioni molto serie, molto drammatiche, a quasi canzonette, direi. D'altra parte è il periodo in cui la musica poi vocale da camera sfocerà da una parte verso la musica vocale da camera più impegnata, dall'altra parte invece verso la canzone, per cui troviamo proprio un po' di tutto in Frontini. Certo, il tema fondamentale è quasi sempre l'amore, l'amore per la propria terra, l'amore filiale, la ninna nanna, piuttosto che l'amore deluso, oppure il desiderio di dormire, di non risvegliarsi mai più, perché Frontini come autore visse un po' male questo suo allontanamento, no, dalle scene. Lui aveva composto anche delle opere liriche che sono state rappresentate e che poi però sono cadute un po' nell'oblio, e lui ha subito un po' questo oblio, tant'è vero che etichetta un po' la sua epoca come confusionaria, perché lui dice che gli editori la fanno alla grande, indirizzano i gusti del pubblico e scelgono loro gli autori da portare avanti, e quando non servono più li affondano. E quindi questo discorso mi sembra molto moderno, perché gli editori poi sono diventati gli impresari, oggi sono gli agenti, ma il discorso un po' è sempre quello, purtroppo. Quindi Frontini ha sofferto di questo problema, infatti si è un po' rinchiuso poi nella sua camera, vediamo poi c'è una slide, no, col dondolo, tutti i libri, e viveva nella penombra scrivendo la musica solo la notte. Quindi in questa lirica particolare, no, in cui lui dice lasciatemi dormire perché venite a svegliarmi luce del mattino, io non ne posso più, ecco. È quasi autobiografico, no, in questo pezzo in modo particolare, e mi richiama un po' all'inizio ai Pastori di D'Annunzio, anche lì la musica insiste sempre sulle stesse note, quindi c'è comunque una connessione tra gli autori, i testi che sono a volte molto importanti, come A se stesso, scritto su testo di Giacomo Leopardi. L'attenzione ai testi è La Rosa, per esempio, che è stata musicata anche da Tosti, anche da Mascagni, c'è lo stesso testo che poi viene rivisto, rivisitato da vari autori. Questo è molto interessante, si scoprono veramente delle cose che non penseresti mai. Certo, sì, ma effettivamente il repertorio cameristico è ancora un po' tutto da studiare, no? Appunto perché italiano. È per quello che io sto cercando di far venire fuori in qualche modo, e dico grazie a Giovanna Nocetti della Chicco Music che mi sta aiutando in questo percorso, di far venire fuori tutto, no, impossibile, però una parte di quello che è stato scritto in questo periodo e che invece non si conosce, si è dimenticato. Pensate che di Frontini era stato fatto un busto in bronzo ed era stato collocato nel Viale degli Artisti della Villa Bellini di Catania. È stato trafugato e questo busto non esiste più.
e non è stato mai rifatto. Cioè, questo è il problema, no? Il fatto che noi ci dimentichiamo della musica, ci dimentichiamo delle persone, ci dimentichiamo dell'arte a volte. Ma poi nel momento stesso in cui ci dimentichiamo c'è qualcuno che ricorda, che si impegna a riabilitare. Ritornando un attimo ancora alla figura di Frontini, mi sembrava divertente condividere con voi e tutti insieme, insomma, questo manifesto che segna il suo debutto. Quindi è vero che poi nel corso della vita ha avuto grandi delusioni e sofferenze, però nella parte iniziale, soprattutto nel momento in cui lui era esecutore, a quanto pare anche piuttosto prodigioso nel proporsi, aveva mietuto successo, e quindi questo è il manifesto che sancisce il suo debutto sulle scene, perché parla proprio di questo ragazzo di 13 anni, figlio di un distinto maestro, perché in effetti all'inizio aveva preso le lezioni dal padre, che esegue i 2 brani al violino che sono elencati. Quindi era una situazione abbastanza divertente che mi piaceva rimarcare, perché poi giustamente dici grande successo con le opere e grandi anche con gli oratori, cioè ha veramente affrontato un repertorio di genere molto diversificato. Gli esiti sono stati un po' diversi, ma probabilmente per una questione di stile e di gusto, nel senso che probabilmente il suo modo di scrivere, quindi la scuola da cui è uscito, che poi tra l'altro appunto è quella napoletana, quindi di assoluto prestigio, lo aveva portato a mantenere una tradizione, cioè a consolidare la tradizione del canto italiano, quindi senza fare troppe sperimentazioni, e quindi magari il suo linguaggio poteva apparire un po' troppo consueto, un po' troppo scontato, mi viene da dire, ecco, utilizzando però le virgolette in questo caso. E quindi probabilmente la sua posizione un po' a latere del panorama, nel panorama nazionale è dovuta anche a questo, anche se tu hai rimarcato nelle tue esecuzioni molti elementi interessanti, non so, andamenti armonici, soluzioni un po' ardite, sì, no? Io dirò che comunque quando seguo la musica da camera la mia attenzione principale è la parola. Il testo è sempre importantissimo, chiaramente anche la musica, il grande legato, oppure dipende lo staccato quando è scritto, i fiati molto lunghi, perché la musica da camera è anche un po' una musica virtuosistica, diciamo, tra virgolette. In effetti, come giustamente diceva la professoressa Della Borra, i salotti che cos'erano? Erano dei momenti in cui forse anche i padroni di casa si esibivano, perché la musica era considerata parte integrante dell'educazione delle persone, molto, molto di più di oggi, era per tutti. Era importante che ci fosse un pianoforte in ogni casa. È il periodo in cui nasce il pianoforte verticale, che non esisteva, e non solo, il canto in modo particolare era considerato quasi un esercizio fisico, per cui andava fatto anche per stare bene nel corpo, oltre che nello spirito. E quindi bisogna considerare appunto che tutti si dilettavano ad eseguire, ma studiando, quindi non era un diletto fine a se stesso, ma era un vero e proprio studio, per questo dico virtuosistico. E anche grandi direttori di orchestra si sono interessati e hanno scritto della musica da camera, come per esempio Toscanini. Quindi cioè, è una fetta della nostra cultura che non va dimenticata assolutamente. È vero sì che ci sono delle cose un po' particolari, alcune volte ci sono degli accordi che non sembrano così tonali, che lasciano sospesi, che vanno verso un'armonia forse un pochino più moderna, ma per lo più Frontini predilige la melodia, la vera melodia italiana e la semplicità di questa melodia, per cui
in un'epoca in cui comincia a prendere piede anche Wagner. Sì, le avanguardie, sì, poi anche infatti, appunto diventa più complicato avere un'ammirazione per questo compositore. Infatti gli viene rimproverata una scarsa passionalità, una scarsa capacità drammatica della sua musica, e invece appunto viene esaltato per la sua capacità melodica. Dicevamo prima che ci sono diversi generi, è vero, per esempio in Primi Palpiti, che poi magari ascolteremo, c'è proprio la canzonetta della ragazzina al primo amore, che racconta alla sua mamma come si deve comportare, ed è uno stile molto fresco, molto gioioso, quasi da canzonetta, contrariamente a se stesso dell'opera, insomma, Aria da camera di cui avevo detto, sul testo di Leopardi. C'è veramente lì la drammaticità, c'è la pesantezza del destino avverso, cioè si sente tutto, e quindi cambia anche la vocalità, cambia il modo di approcciarsi al pezzo. Mentre in Primi Palpiti è tutto molto fresco, molto leggero, e la parola è così importante, in a se stesso è chiaro che la cosa più importante sono i colori, e quindi cercare il brunito della voce per fare risaltare la drammaticità del momento. Per quello che è difficile il repertorio da camera, perché non avendo la scena alle spalle, non potendoti muovere, devi rendere al massimo tutto attraverso appunto la gestualità e il canto, la tipologia del canto, quindi è effettivamente più ardito, ecco, l'impegno. Intanto che tu parlavi io mostravo alcune immagini dei salotti, ovviamente giusto per contestualizzare l'ambiente, poi qualche frontespizio, per esempio questo dell'Eco di Catania, è quello che ci dà conto proprio del fatto che ci sia un interesse spiccato per il repertorio della sua terra, e quindi una valorizzazione anche del patrimonio folcloristico. E poi Nenia, che rientra invece tra l'altro inserita nel CD, no? Sì, Nenia nel CD, ed è un'aria da camera un po' particolare, perché è quasi un'aria funebre, più che una nenia, ma stranamente potremmo pensare noi è un'aria funebre rivolta a un animale, una gazza che è morta. Però dobbiamo pensare che in quel periodo gli animali erano molto importanti, forse più di adesso, tant'è vero che la Giuseppina Strepponi nella Casa Verdi fece fare un ritratto della sua cagnetta, quindi gli animali che vivevano in casa erano parte integrante della famiglia e quindi pensare che si possa scrivere una nenia per la gazza che è morta in quel periodo non era una cosa così surreale. Tra l'altro anche questa melodia è tratta da una melodia popolare, ed è curioso perché Frontini scrive ad un'ingenua fanciulla. Quindi ecco, questo per dire appunto la diversità delle cose che ho trovato e che poi alle quali ho dato vita, ecco. Certo, e poi in quest'altra serie di immagini abbiamo voluto un po' testimoniare i legami, i rapporti che Frontini ha intessuto con importanti personaggi del tempo. Sono rimaste appunto sempre nell'archivio della famiglia che tu hai contattato, e probabilmente hai avuto anche proprio il privilegio di sfogliare con attenzione, sono appunto testimoniati da questi messaggi, da queste cartoline illustrate che gli provengono da varie parti. Se tu pensi che possa essere il momento, magari possiamo iniziare con un primo ascolto. Volevo sottolineare appunto l'amicizia con Capuana e con Verga, perché Capuana scrisse poi tutto il libretto di Malia, che fu l'opera più importante di Frontini, e con Verga ebbe una grande ebbe dei rapporti epistolari molto importanti, per cui ecco questo sì. Perché lui seguì la strada del verismo, sì. E la testimonianza è anche una delle liriche che
c'è nel CD, che si intitola Fotografia, no? È proprio che sentiremo l'idea più tardi, sì. che bisogna fotografare la realtà che c'è attorno a noi, però ecco, è un'arte anche la fotografia. Certamente. Allora, la prima lirica che volevamo ascoltare è Lasciatemi dormire. Abbiamo pensato di alternare delle registrazioni che la professoressa ha già fatto durante un concerto proprio qui in conservatorio, con altri file audio autonomi, diciamo, e quindi in questo caso partiamo proprio con un video con la tua esecuzione. Oh
Forse slide, sì, in qualche sì. altra no, questa basta. No, qui. c'è dietro. Appunto con tutti i libri, come avevo detto prima, il Dondolo, no? Sul quale lui appunto stava tutto il giorno in questa penombra e non voleva la luce. Quindi avete visto che proprio rende, no? Era Sì, l'aria da camera assolutamente. della quale dicevo che mi ricordava sempre i pastori, no? Di Castelnuovo Tedesco. È tutto ribattuto su questa stessa nota che ritorna e poi ha un unico slancio drammatico, ma per cacciare la luce e quindi ritornare nel suo guscio, rientrare in se stesso e continuare nella sua pace. È una cosa sì, abbastanza drammatica, sì. Anche perché appunto le situazioni, le due posizioni, le due situazioni sono ben descritte dalla parte musicale, appunto la prima essenzialissima che raddoppia al canto e quell'altra finale invece che esplode, si espande, quindi effettivamente c'è un'intenzione di enfatizzare il contenuto del testo, il sentimento e l'emozione che da questo dovrebbe scaturire, quindi un'attenzione molto raffinata, no? Uno scrittore molto, un compositore molto, sì, molto ma anche attento. nelle aree da camera più popolari, diciamo così, c'è sempre una raffinatezza di scrittura, non scende mai nella volgarità confini, ma probabilmente perché appunto era un uomo molto colto, non solo dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista proprio culturale e umano. Ecco. Certo, il seguito invece, il secondo brano che avevamo pensato di inserire, questo A se stesso, ce l'abbiamo in una versione solo audio, quindi lo recupero subito e cerco di... Magari mi piacerebbe leggere Sì, il esattamente, testo, grazie, se sì, posso. certo. Or poserai per sempre, stanco mio cor, perì l'inganno estremo che eterno io mi credei. Perì, ben sento in noi di cari inganni, nonché la speme e il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuna i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra. Amaro è noia la vita, altro mai nulla, e fango è il mondo, t'acquieta ormai. Dispera l'ultima volta, al gener nostro il fato non donò che il morire. Omai disprezza te la natura, il brutto poter che ascoso a comun danno impera e l'infinita vanità del tutto. Ora poserai per sempre, stanco il mio cor per l'inganno estremo che eterno mi credei. Veri, ben sento in noi di cari inganni, nonché la speme, il desiderio è spento. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuno e moti tuoi, né di sospiri è degna la terra.
la vita altrove nulla e fango il mondo t'acquieto mai. Ne spera l'ultima volta al tener nostro il fato non donò che il morire. Noi disprezzate la natura, il brutto poter che a scaso a comun bene impera e l'infinita vanità del tutto. In questo caso dicevo, anche in questo caso una situazione di estrema drammaticità, di disagio, di sofferenza, però con una cifra diversa rispetto alla precedente, no? Quindi sì, perché ecco, la con prima un'intonazione. era un'introversione, Sì. un isolamento, invece qui è più una disperazione, è più espresso il malessere, è più palese soprattutto, non soltanto più espresso, per cui cambia il tipo di vocalità, mentre la prima era una vocalità molto intima, in alcuni momenti quasi sussurrata, qui invece diventa quasi, non dico un urlo perché non siamo a questo, è sempre, il suono è sempre bene messo, Certo. però è molto drammatico, è molto forte, si va quasi al fortissimo, che è una cosa strana per un'aria da camera, perché in genere il fortissimo delle arie da camera, io dico anche ai miei allievi tante volte, non è mai un vero forte, no? Si rimane sempre su un mezzo forte, essendo comunque una composizione riservata ad un ambiente piccolo, non proprio al teatro. Però in questo caso è necessario il suono corposo, pieno della voce, perché è veramente la dimostrazione di questo dolore, ecco, l'espressione estrema di questo dolore. Sì, e la cosa secondo me molto efficace è stato proprio questo cambiare anche dato che lui sottolinea le frasi musicali, cioè le frasi poetiche con un cambio di registro, un cambio di atmosfera, con l'intonazione, ecco, la tua capacità di sottolineare queste diverse situazioni che di frase in frase si succedono è veramente molto interessante e efficace, no? Perché è vero che la situazione complessiva è quella, però di frase in frase veramente si trova un trascolorare di situazioni, di sentimenti, di emozioni. No? Perché Quindi il lavoro che si deve fare appunto con la musica da camera è un lavoro di cesello. certo. Ecco, perché mentre in un'opera hai la possibilità di fare vedere un personaggio nell'arco di 2 ore, certo. e qui devi esprimere tutto in 3 minuti, per cui i cambiamenti sono molto più rapidi. Certo. Bene, vediamo se riusciamo a cambiare di registro, ma forse non ancora, cioè abbiamo cambiato il colore, abbiamo cambiato le luci e quindi ci siamo portati in un'atmosfera molto molto divertente qui, però poi di fatto con questa lirica forse non sì, ancora questa è veramente un'antica canzone popolare che lui ha ritrascritto in una chiave più, diciamo, più nobile, ecco, tra virgolette, però richiama veramente tutti i valori e tutti i colori della Sicilia, e quindi vediamo nella diapositiva Monreale, vediamo la ruota del carretto, vediamo i pupi, il panorama, no, dell'Etna che impera sul mare, e poi la ceramica di Caltagirone con i 2 mori che ha tutta una storia dietro, perché per Frontini le radici erano molto importanti,
È vero che lui adottò diversi pseudonimi, come, come si faceva a quel tempo, e questo dimostra che comunque lui era ben stimato anche all'estero. Però è anche vero che per lui la Sicilia rimane la cosa più importante e che il verismo risiede in questa ripresa del canto popolare, perché è il popolo che ci dà l'esatta immagine del suo territorio, e quindi ecco, viene fuori questa camera che magari ascoltiamo. Sì, vediamo. tipo stornello, sì, una cosa sì, infatti, è proprio... tipicamente popolare. Certo. Infatti c'è un uso abbondante di abbellimenti, poi l'acuto spianato, la melodia che è veramente uno stornello, come dicevi Certo, tu, sì. E quindi cambia anche il tipo di vocalità che viene usato in Certo. questo, che è una via di mezzo, no? È una cosa tra il drammatico, perché comunque si parla d'amore, di un amore che comunque si allontana, però si piega la voce anche a volte al verso del pianto, avete sentito, no? Anziché intonare le note pulite esattamente, si cerca di ricordare questo pianto, per cui c'è un adattarsi, effetto, ecco, sì, quasi onomatopeico, a quello certo. che richiede il testo anche. Però è comunque una vocalità
un po' a metà strada, né troppo drammatica né troppo intima. Certo, e notavo nei frontespizi, immagino anche voi abbiate fatto la stessa cosa, a parte la bellezza di questi frontespizi che sono sempre molto, molto ricchi e di decorazioni e anche di immagini, le dedicatorie, le dediche a famiglie altolocate, aristocratiche o ad appassionate, dilettanti che probabilmente erano anche sue allieve o comunque ecco, che frequentavano la sua dimora e che quindi condividevano con lui l'esecuzione o la composizione. E, il tempo veramente corre velocissimo, avevamo previsto di fare tanti ascolti, probabilmente non riusciremo a farli tutti, però questo lo dobbiamo fare assolutamente. Sì, questo sì, perché è diverso da tutti gli altri. Ecco, quindi così alleviamo anche un po' sì, l'atmosfera, no? Perché infatti. la solleviamo un pochino. Era la storia che vi raccontavo prima, di questa ragazzetta che trova il bigliettino dietro la pianta e non capisce, ma cosa succede, mamma spiegamelo ti prego, non so cosa sia. Ecco, quindi è veramente una cosa che a parte, un mondo diverso, è un quadretto chiaramente normale della vita quotidiana che viene rappresentato e con gli occhi di questa ragazzetta che si affaccia alla vita e che scopre che oltre all'amore per la sua mamma c'è anche un altro tipo di amore. Senti Maria, confidarti una cosa che mi rende pensierosa, che a spiegare non giunsi ancor. Tu lo sai che tra i miei fiori prediligo il gelsomino. Ebben ieri un bigliettino trovai proprio su quel fior. Sempre al foglio c'era un nome, indovinalo, Maria, e poi t'amo, mamma mia. Che vergogna, che rossor, ma non basta, ora si imbroglia la matassa del mistero. Ieri sera vidi Piero presso al vaso di quei fior. Mamma, sulla tua esperienza può chiarire questa cosa che mi rende pensierosa, che a spiegare non giunsi ancora, che mi rende pensierosa, che a spiegare non giunsi ancora, non giunsi ancora, che mi rende pensierosa, che a spiegare non giunsi ancora, non giunsi ancora. Senti, senti. Questa arietta qui mi ricorda molto il caffè Chantal, non so, no? È un po' Sì, mi ricorda un po' le note, ecco. Dell'epoca della Belle Époque, di quei caffè dove si riunivano un po' tutti gli scrittori, i poeti, no? Soprattutto a Parigi. E questa aria proprio dava il senso, no? Un po' di questi... Sì, quindi hai ricreato un po' questa atmosfera, un certo. po' queste smorfiette. Ma in effetti vedo che l'uditorio è rimasto colpito da questa esecuzione, hai visto, e anche dall'argomento forse, e anche dalla struttura, perché in questo caso poi la struttura è anche diversa da tutte le altre, quindi poi c'è anche tutta una disamina, diciamo, più tecnica che si può fare in questo repertorio, quindi assolutamente anche per questo non troviamo ripetizioni o ripetitività noiose, no? Cioè c'è l'adattamento davvero di strutture musicali differenziate un po' a seconda della struttura del testo poetico, ma anche a seconda del contenuto. Sì, certo, infatti utilizza moltissimo lo staccato, ogni parola, ecco, è staccata in sillabe quasi
per dare questo senso, no, di freschezza, Certo. di questa giovinezza e di questa incapacità di comprendere un fatto che forse è più grande di questa ragazza. Certo, ma poi è anche molto interessante l'accompagnamento pianistico, perché in certi momenti si fa veramente sottofondo, Sì. e zampettando quasi sottolinea le parole, in altri momenti invece sopravanza e quindi fa un po' da commento, diciamo, quasi al contenuto del testo, quindi è anche molto sapiente questo gioco, questo di ruoli, no? tra la voce e il pianoforte. Magari poi ci sono anche delle domande, vi chiediamo di tenerle in serbo, se vi va di formularle alla professoressa, visto che avete un'occasione abbastanza rara, perché è vero che sei in questo ambiente, però in questa circostanza, insomma, di presentare il CD è un po' eccezionale, diciamo. Allora, l'ultimo forse, o era il penultimo, adesso non lo ricordo, era questo fotografia, no, l'ultimo è un altro che abbiamo solo in audio, però ecco, di questo ci avevi già fatto cenno, no? Sì, Prima il discorso appunto è l'epoca in cui veramente comunque si comincia a pensare alla fotografia come un'arte, e in cui i fotografi, io me lo ricordo perché avevo un maestro che è morto a 104 anni e suo padre faceva il fotografo, era uno dei primi fotografi che avevano intrapreso quest'arte ad Acireale, quindi mi ricordo delle cose che mi diceva lui, di queste lastre grandissime che poi si andavano a sviluppare, esatto, e che ci voleva veramente una pazienza. Lui mi fece vedere anche dei ritratti di questo suo padre, no? Con la barba lunga, Mamma bianca, mia. sì, proprio veramente altri tempi, ci sembrano tempi lontanissimi. In realtà appunto questa è l'epoca in cui nasce l'arte della fotografia, che si combina perfettamente col discorso verista, per cui Frontini, prendendo spunto da Verga e dalla rappresentazione della realtà, scrive questa area da camera che in realtà parla di un ritratto vero e proprio, di una fotografia reale, e di quanto fosse stato bravo il fotografo a rapire questo sorriso di questa donna, bravo a cogliere un momento particolare dell'esistenza di questa persona. Quindi c'è una duplice faccia, ecco, di quest'area da camera in cui si colgono gli aspetti proprio letterari e culturali del verismo, ma anche gli aspetti reali dell'arte della fotografia. Sì, un po' come Rossini quando aveva descritto il suo terribile viaggio in treno e quindi aveva raccontato musicalmente, ecco, questa catastrofe che era successa, questo deragliamento terribile. E quindi voglio dire, l'attualità, quindi le ferrovie all'epoca inaugurate, insomma, e la fotografia qui presentata attraverso appunto un brano da camera. E questo lo vediamo.
L'arte di mago di Michele Grisa. Michele Grisa era un noto fotografo catanese che fece ritratti anche a Frontini stesso, fece delle fotografie appunto come ritratti a Frontini. È chiaro che lui dice parla, no? Parlami, i tuoi occhi lucenti, il tuo sorriso, tu parlami però, ma la fotografia non può parlare. Però insomma l'immagine era stata talmente presa in maniera efficace che quasi dava appunto l'idea che potesse come... ecco, prima di concludere, secondo me potrebbe essere interessante sapere se hai intenzione di proseguire in questo lavoro di riscoperta dell'opera, perché hai parlato prima della quantità considerevole di liriche da camera, quindi se c'è un progetto di prosecuzione specifico per Frontini, oppure se vuoi allargare il raggio d'azione agli altri sì, penso autori. che allargherò ad altri autori. Sono un po' in progetto Catalani, La giovane scuola, ci sono un po' di cose che in pentola, diciamo così, perché Frontini ha scritto veramente tante cose, però spesso sono appunte, per cui è complicato, bisogna farle trascrivere. Vedremo, poi chissà, la vita a volte porta verso, fa giri strani e ti riporta poi a casa, quindi non è detto, però Giovanna aveva nel cuore, ecco, Catalani e gliel'ho promesso, anche perché lei è toscana e quindi quindi credo che di prossima uscita ci sarà un lavoro su Catalani, però non è detto che non si possano anche riprendere delle cose di Frontini. Sì, anche perché appunto la valorizzazione di questo repertorio passa anche attraverso la riproposizione del grande repertorio, proprio per esatto. permettere non dico comparazioni, però insomma comunque dei raffronti e delle situazioni che magari sono vissute dai vari autori e quindi rese musicalmente in maniera differente, quindi la valorizzazione può anche proprio arrivare da questa riproposta di grande repertorio e quindi a maggior ragione può essere utile che tu ampli il tuo interesse a questi autori, anche se devo dire che il tuo ruolo di musicologa, perché a questo punto la riscoperta di certi repertori ti ha portato mi piace scoprire, mi piace ricercare, mi piace informarmi, perché credo che non si finisca mai di studiare e di conoscere cose nuove, però io non sono del mestiere. E beh, però insomma le tue riscoperte di altri autori, perché questo è uno dei tanti, sì, no? Ho presente altre partecipazioni sì, a convegni eccetera, Pavesi Negri anche, esatto. Per cui insomma c'è tutto un ambito cameristico molto, molto ricco che tu stai sperimentando e avvicinando. Dobbiamo concludere perché il tempo è ovviamente passato rapidamente e lo facciamo con un ultimo brano o ritieni che Notturno Greco non sia... brevissimamente. Prego, forse è meglio. Questa breve critica di Cesare Balbo del 1905. Ma prima di leggervela vi dico che l'ultima rappresentazione di Malia è stata realizzata nel 1957, dopodiché l'oblio per Frontini, quindi questo la dice lunga. Sì. Ma questa critica mi sembra molto rappresentativa. Lui dice: la musica del Frontini ci dà tutte queste cose, essa ci scuote perché è scritta con la sincerità di un artista incorrotto, essa ci dimostra un cuore che sente e che ha un ideale di cui è gelosissimo. La musica del Frontini non si attiene solamente alla melodia né agli arruffamenti di un'armonia scientifica, non è una convenzione sistematica. Egli si mostra scevro di tutti questi convenzionalismi che rovinano quasi sempre le intenzioni oneste degli artisti timidi, e la sua musica è l'eco fedele, l'impronta originalissima di tutti i sentimenti che si avvicendano continuamente nell'animo suo, di quei sentimenti che bastano a sviluppare l'azione. Egli ne ha fatto una scuola a parte,
Egli che sente quest'aurea di novella vita, scruta ancora nell'intimo del popolo che deve giudicarlo e scrive sotto l'impulso dell'ispirazione accoppiando ai canti un'adeguata armonia. Quindi il giudizio illustre, importante, autorevole, insomma, dà conto dell'intero modo di approcciare la musica e di renderla da parte di Frontini. Ecco, magari ci possiamo congedare col brano. Benissimo. E anche questo è completamente diverso perché ha delle armonie e delle atmosfere un po' diverse. In fondo la Grecia comunque è sempre un po' una radice siciliana, parla sempre d'amore, ma ad un amore un po' particolare. Dai, sentiamo.
non so perché, pensavo al cartone animato di Aladdin. Tutte le volte avevo in mente, no, queste cupole dorate, queste atmosfere un po' magiche, un po' da Mille e una notte, ecco, però non c'entrava niente, perché comunque la storia era veramente una storia d'amore, no? In cui lui dice tu sei veramente scura, mi hai tradita, non mi ami più, ecco, però questa era per me un'atmosfera un po' più che greca orientale. Sì, è una versione un po' esotica di questo mondo greco, esatto. una lettura, ecco, in questa chiave. Bene, grazie per Poi questa riscoperta. Il disco si può trovare su Amazon, su Deezer, su Wink, su iHeart, è disponibile online, ecco, non abbiamo delle copie. Non è presente qui, altrimenti l'avremmo potuto mostrare, certamente, quindi facilmente recuperabile. Niente, grazie a te, grazie al pubblico. Grazie. Assolutamente, e che la musica è bella, assolutamente. Certo. Grazie a tutti. Grazie.